Ben ritrovati dalla redazione. Stava percorrendo la superstrada in direzione Muggia provenendo da Cattinara ieri mattina quando un sasso, forse un cubetto di porfido, è volato sopra la sua auto mandando in frantubi il parabrezza. Sembrava una donna, racconta la vittima di questo spiacevole episodio per il quale è stata prontamente esporta una denuncia. Il sasso, secondo la testimonianza dell'automobilista, sarebbe stato lanciato da un punto della zona boschiva all'altezza delle prime case di Altura, volando con una traiettoria ad arco che ha attraversato 3 corsie di superstrada fino alla carreggiata su cui viaggiava la donna. Pochi istanti prima, ha raccontato, aveva visto 2 auto che l'avevano sorpassata rallentare improvvisamente. Forse c'era già stato un lancio al loro passaggio, ma lo hanno evitato. Si chiamava Mauro Pausic, il 57enne triestino che ieri mattina è morto dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco che l'ha colpito mentre si trovava sul sentiero Resse-La Basovizza. Pausic, secondo le ricostruzioni, era assieme ad un amico che dopo il malore, accusato dal finanziere facente parte del comando provinciale delle Fiamme Gialle, ha praticato le prime manovre in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Una volta sul posto i sanitari l'hanno rianimato e trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso. Il 57enne però deceduto in ospedale. L'arresto cardiaco è stato fatale. Con la delibera approvata si definiscono le modalità per la richiesta da parte dei comuni del Friuli Venezia Giulia delle anticipazioni di liquidità per investimenti sostenuti a valere su progetti finanziati da fondi statali o dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un fondo che è stato approvato in sede di assestamento di bilancio dai comuni, quando si sono allocati 12 milioni di euro in aggiunta agli 8 milioni iniziali. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, su cui proposta è stata approvata dalla Giunta la delibera che stabilisce le modalità e la modulistica per gli enti locali che necessitano di fare istanza. Ronchi dei Legionari inizia l'iter che porterà entro la fine dell'anno alla consegna del cantiere per la costituzione della nuova rotatoria che sorgerà all'incrocio tra via D'Annunzio e via Manzoni e via dei Campi. L'opera vedrà anche la realizzazione di un nuovo parcheggio e del nuovo ingresso all'area scolastica, ma anche l'eliminazione dei semafori in piazza Oberdan e la costruzione di una piccola rotatoria in largo Petrarca. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla zona montana variabile, in pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla zona montana nelle prime ore della giornata, poi nuovamente nel pomeriggio sera. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Sulla costa e sulle zone orientali, bora moderata al mattino, in calo nelle ore centrali della giornata, più sostenuta poi nuovamente in serata a Trieste. Temperature minime in pianura fra 20 e 23 gradi, le massime fra 30 e 33, sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 29 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.